Consuntivo della Capitaneria di Porto Empedocle per i giorni 14, 15 e 16 a cavallo delle festività di Ferragosto, che ha svolto un'intensa attività di vigilanza e monitoraggio di tutto il litorale della sua competenza al fine di garantire la sicurezza dei bagnanti. Gli uomini della Capitaneria di Porto, retta dal capitano Gennaro Fusco, sono stati impegnati per tutto il weekend di Ferragosto lungo l'intera costa agrigentina, dove sono scattati una serie di controlli volti a far rispettare le ordinanze dei sindaci della provincia che vietavano il montaggio delle tende, dei gazebo, l'accensione di fuochi e anche far rispettare l'ordinanza balneare vigente al fine di evitare la presenza di imbarcazioni da diporto che, navigando a distanza ravvicinata dalla costa, potevano creare rischio per l'incolumità dei bagnanti. L'attività è stata molto intensa e si è svolta senza soluzione di continuità nei giorni 14 e 15 agosto, quando il personale della Guardia Costiera ha fatto sgombrare i pochi accampamenti che i bagnanti stavano allestendo in spiaggia e impedendo l'accumulo di legna in vista del tradizionale falò. Decine sono stati i controlli effettuati e le infrazioni, ben 6 verbali amministrativi, rilevate per le imbarcazioni sotto costa, che hanno comportato sanzioni per un ammontare complessivo di 1.377 euro. La Capitaneria di Porto è sempre in linea per la tutela dell'ambiente marino. Gli uomini della Guardia Costiera, dopo un'intensa e accurata attività di intelligence durata fino alle prime luci dell'alba, sono riusciti a intercettare anche un'imbarcazione da pesca con a bordo degli esemplari di tonno rosso sotto misura. I militari prontamente hanno proceduto al suo sequestro, che era destinato al tradizionale pranzo di Ferragosto. Ciò ha comportato il sequestro anche degli attrezzi di pesca e di una sanzione di circa 2.600 euro. L'attività degli uomini della Capitaneria di Porto è continuata anche nella giornata del 17 agosto, quando, in seguito a una segnalazione telefonica, riferiva la presenza in località Zingarello di un'imbarcazione in difficoltà relativa alla navigazione. I mezzi della Guardia Costiera sono così prontamente intervenuti, prestando soccorso a un natante da diporto con 6 persone a bordo, che in seguito al peggioramento delle condizioni meteomarine aveva difficoltà a rientrare in porto. Quindi il controllo documentale svolto al termine dell'attività ed è emerso che il natante navigava privo, senza il documento dell'assicurazione, ragion per cui è stato oggetto di una sanzione amministrativa di 130 euro. Il comandante Fusco ha quindi manifestato il proprio apprezzamento per il lavoro dei militari, dimostrando come la Guardia Costiera è sempre pronta a vigilare per garantire la sicurezza della navigazione, soprattutto nei periodi in cui normalmente la gente si reca in vacanza. Tutte le attività sopra elencate rientrano nel più ampio quadro degli obiettivi fissati dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e sotto il coordinamento regionale della Direzione Marittima di Palermo.